Buonasera e benvenuti alla 20ª puntata di A Tutto Campo. Siamo tornati dopo un breve periodo di pausa, dunque ringrazio lo staff di Televideo Agrigento per questo mese appunto di mancanza forzata con altre persone che mi hanno egregiamente sostituito per 4 puntate di A Tutto Campo. Torniamo subito perché è stata a parlare subito di sport, che è stata una settimana importante, ha vinto il Palermo in Serie B, a ruota il Catania in Serie C, pareggi per Siracusa e Sicola Leonzio, sconfitto però il Trapani che manca l'aggancio con la Juve Stabia, vince anche l'Acragas in promozione, ma avremo modo di vedere questo e altro perché ha vinto anche la pallavolo SEAP Aragona nel volley, sconfitta per la Fortitudo nel basket, è un vero peccato, ma ne parleremo subito con gli ospiti perché abbiamo un parterre de roi veramente importante. Nino Di Giacomo, presidente della SEAP Pallavolo Aragona, benvenuto Nino. Buonasera, grazie. Alessandro De Caro, allenatore della Libertas Racalmuto, bentornato Alessandro. Grazie, buonasera. E Salvatore, aggiungo J. Capraro, perché tu sei il presidente della Juventus Football Club Valle dei Templi e ci sarà un evento particolare domani, proprio martedì all'Hotel dei Pini, ne parleremo nel corso della puntata. Prima di iniziare però permettetemi di fare un saluto speciale, so che ci stanno seguendo alcuni telespettatori da Mistretta in provincia di Messina, esattamente dall'unità operativa di neuroriabilitazione intensiva della Fondazione Maugeri. Un grande saluto vi giunge da Agrigento insieme a un grande augurio di pronta guarigione ai pazienti e di buon lavoro a tutti i medici e gli infermieri del reparto che ci stanno seguendo. Nino, cominciamo con la pallavolo, grandissima vittoria della SEAP, anche se nel primo set c'è stato un set combattutissimo, 31-29, poi però sono uscite fuori le ragazze e la partita ha preso il giusto piglio. Sì, era una partita che temevamo perché Reggio Calabria era ancora in corsa per il terzo posto, quindi si giocava in questa partita il tutto per agganciare le dirette inseguitrici che sono il Giarre e il Catania. Tra le altre cose in settimana abbiamo avuto la defezione di Jacqueline Donascimento che ha avuto una brutta contrattura, se si aggiunge anche l'assenza della palleggiatrice titolare Martina Baruffi. Siamo andati là consapevoli di affrontarci una partita che per noi valeva proprio tanto. Un plauso va alle ragazze, all'allenatore che in settimana hanno lavorato in maniera forte e determinata e la partita è stata bellissima. Una partita giocata nel primo set ai vantaggi, è finita 31-29. Poi le ragazze pian piano hanno acquisito maggiore tranquillità e abbiamo chiuso gli altri 3 set in maniera sciolta. Un plauso e un ringraziamento va al gruppo dei tifosi che per la prima volta hanno varcato lo stretto a incitare le nostre ragazze, quindi un po' di entusiasmo si va creando. Rimangono 6 partite alla conclusione di questo campionato che purtroppo quest'anno ci ha riservato delle amarezze con i continui infortuni che abbiamo avuto, perché la squadra così come è fatta ha dimostrato con lo scontro diretto con Santa Teresa che siamo la più forte, però purtroppo lo sport è bello anche per questi inconvenienti, per questi fatti che succedono. Siamo ottimisti e fiduciosi. Non tutto è perduto perché ancora mancano 6 partite, ne parleremo nel corso della trasmissione. Approfitto della presenza di Alessandro De Caro per parlare un po' brevemente del torneo di promozione. Alessandro, dando complimenti per la vittoria di ieri della tua Racalmuto contro il Villabate. Volevo però accennare sull'Acragas che ha vinto 4-1 fuori casa, dunque si è rilanciata anche in termini di classifica, sì. Zona playoff. L'Acragas ci ha fatto un regalo, anche se ha giocato per se stessa, perché vincendo contro il Borgonovo, che è l'ultima in classifica, e noi abbiamo vinto col Villabate, ci troviamo adesso a 7 punti di distacco
dal Borgonovo a 3 gare dalla fine. E domenica, cioè sabato, giochiamo contro il Borgonovo, quindi è uno scontro diretto, loro cercheranno di vincere questa partita, anche noi, anche se noi perdiamo andiamo a 4 punti e poi ce la giochiamo in casa, andiamo prima da Agrigento contro l'Akragas e poi in casa col Casteltermine. So che Salvatore deve andare via, per cui io ti lascerei un attimino al caldo, perché parleremo tra poco dell'iniziativa del tuo Juventus Club. Io introdurrei la Serie B, perché abbiamo un'intervista importante a Mister Stellone e a Puskas, l'attaccante rumeno del Palermo, dopo la vittoria col Carpi 4-1. Queste le dichiarazioni di allenatore e attaccante rosanero nel post partita. No, abbiamo fatto una partita ottima, nel senso che i primi 35 minuti giocati benissimo, abbiamo sbloccato, abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo rischiato di fare il terzo gol. Nei 10 minuti finali del primo tempo loro hanno trovato un po' più di coraggio, ma è perché comunque avevamo speso molto. Nei primi 35 minuti c'è stato il cambio di Faletti, logicamente è entrato Fiordinino che ha caratteristiche diverse, più da mezzala, e nel secondo tempo ci siamo complicati noi la partita, nel senso hai concesso al primo minuto il gol a loro e di conseguenza ti subentra un po' di timore di non farcela, e il Carpi aveva l'entusiasmo di provarla a pareggiare e ci stava quasi riuscendo. Poi dopo ci siamo un po' svegliati, abbiamo ricominciato ad attaccare, c'è stato poi il discorso della doppia espulsione e la vittoria netta nel finale. Insomma, tutto sommato è stata una buona gara e 3 punti molto, molto importanti. Concentrarsi per questo rush finale fondamentale, insomma, per tornare alla massima serie. Sì, da ora in poi tutte sono importanti secondo me, tutti i punti che prendiamo conteranno per il finale del campionato molto. Noi andiamo per il primo posto, perché comunque se punti più in alto comunque devi arrivare a vincere, a far punti e così andare in Serie A. No, non penso paura, ma le partite possono cambiare dagli episodi secondo me. Loro ci hanno fatto subito gol e poi magari è stato un po' il calo di qualche minuto, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto bene. Studio, la regia mostra subito i risultati e la classifica. Io però prima volevo un commento di Alessandro su questo Palermo. Si era parlato di disastro societario, giocatori in rivolta, invece sul campo la squadra ha reagito benissimo. Intanto il Palermo è stato costruito per vincere il campionato, pur avendo avuto tutte queste difficoltà societarie con il rischio di fallimento e tante altre cose pesanti. Alla fine l'allenatore ha sistemato lo spogliatoio e non ha fatto entrare dentro lo spogliatoio questi problemi societari. La squadra in campo dà i risultati che merita. Invece il pubblico, forse Salvatore, latita ancora alla favorita, a Renzo Barbera. Sì, penso di sì, perché comunque l'entusiasmo ovviamente a Palermo va a scemare da quando chiaramente il pubblico ha avuto sempre le ambizioni della Serie A, ma soprattutto anche in Serie A si era visto nell'ultimo periodo un calo di pubblico, poiché magari si era abituati anche male su grossi nomi, su grossissimi giocatori. Non dimentichiamo che all'inizio degli anni 2000 a Palermo hanno giocato fior di campioni, del mondo. Anche campioni del mondo, quindi questo sicuramente ha inciso su quella che è stata poi la presenza sugli spalti. Da dire comunque che i ragazzi che stanno portando avanti questo secondo posto, che peraltro hanno recuperato mi pare sul Brescia qualche punto, sì, sono encomiabili, perché a gennaio la situazione era veramente disastrosa e sebbene Stellone abbia cercato e magari ottenuto, diciamo, di cristallizzare un po' la situazione a livello sportivo rispetto a quello societario, poi è chiaro che comunque abbiamo visto lo sfogo di Bellusci, se non arrivano i soldi insomma c'è da campare le famiglie, come ha detto lui, quindi puoi rimanere sempre esterno alla situazione, quando vai in campo però sicuramente durante la settimana te le porti dietro alcune cose, insomma anche gli stipendi te li porti dietro se non ce li hai, quindi è normale che da questo punto di vista i ragazzi sono veramente encomiabili. Speriamo che riescano a raggiungere
l'obiettivo è tornare in Serie A. Io ti chiedo invece, dato da grande tifoso della Juve quale sei tu, quale giocatore del Palermo passato alla Juventus ricordi con più piacere? Vabbè, adesso mi fai un assist a portavoce però, perché Franco Causio che aspettiamo con ansia, ci siamo sentiti fino a poco fa, anche lui non vede l'ora di arrivare, peraltro stamattina è stato un bel siparietto con WhatsApp, perché io gli ho mandato un video dove gli facevo vedere insomma anche il clima che lo attende. Lui, essendo ad Udine, mi ha detto beh, qui è un po' diverso, fa freddino, quindi anche lui non vede l'ora di arrivare, insomma. Invece, Presidente Di Giacomo, tu hai vissuto a Palermo per lavoro per anni. Come hai vissuto, come si vive secondo te a Palermo questo calo di passione dei tifosi rosanero alla favorita, questo poco pubblico? Beh, è tutto legato ai risultati. Le tifoserie purtroppo sono legate ai risultati. C'è grande passione perché vedo che c'è grande interesse, però spesso cadono nello sconforto quando vedono la squadra smarrirsi. Ma io ritengo che se superano questo problema societario possono ritornare ai fasti di una volta, perché la piazza di Palermo è una piazza importantissima per il calcio italiano e siciliano in particolare. Avevamo un collegamento previsto, la regia lo sta provando a predisporre. Io nel frattempo farei vedere il risultato e classifica di Serie B, anche per avere un quadro delineato del torneo. Pescara Cosenza 1-1, Foggia Cittadella 1-1 per la 29esima giornata, Benevento Spezia 2-3, Livorno Salernitana 1-0, Padova Perugia 0-1, Verona Ascoli 1-1, Venezia Cremonese 1-1, Palermo Carpi 4-1, Crotone Lecce 2-2, per una classifica che vede il Brescia al comando con 50 punti, segue il Palermo ad una sola lunghezza a 49, si avvicinano anche il Verona con 46, Lecce e Pescara con 45, via via tutte le altre, con il Cosenza che è uscito dal lato destro del tabellone, si è affacciato sul lato sinistro. Cosenza, Lecce, Salvatore, fino a 2 anni fa giocavano all'Esseneto. Che effetto ti fa adesso vederli in alta classifica in Serie B? Beh, fa effetto sì, perché dispiace tanto non avere più la squadra della nostra città a questi livelli, soprattutto pensare che comunque avremmo potuto ambire anche a questa Serie B tanto decantata quando siamo arrivati insomma al calcio professionistico. Sottolineo che oltre a essere tifoso della Juventus sono anche tifoso dell'Agragas, peraltro sono stato abbonato all'Agragas contestualmente per i 2 anni che è rimasto in Serie C, anche se ero abbonato pure a Torino come lo sono tutt'oggi. Ti alternavi tra Torino, tra lo Stadium e diciamo che quando potevo andavo a vedere l'Agragas, altrimenti era solo la mente. E invece da Renzo Barbera c'è Giuseppe D'Agostino, che in realtà non è a Renzo Barbera ma è a Palermo, cronista celebre delle partite della squadra rosanero. Benvenuto Giuseppe. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora Giuseppe, il Palermo, ne parlavamo poco fa con i nostri ospiti, sembra un po' uscito dal tunnel sia societario sia con le difficoltà in campo di Stellone, sembra uscito da questo tunnel, o secondo te ancora c'è molto da lavorare per queste ultime giornate di campionato? Ma da quello societario diciamo ancora non del tutto, nel senso che fin quando non ci sarà chiarezza su chi sarà il futuro patron del Palermo, chi definitivamente acquisterà il Palermo da Maurizio Zamparini, è chiaro che rimane tutto un pochettino nel limbo. È probabile, diciamo che ha un senso pensare che molto dipenderà dall'esito di questo campionato. È chiaro che un Palermo che dovesse entrare alla Serie A sarebbe più vendibile, tra virgolette, sarebbe più appetibile per ipotetici nuovi investitori. Un Palermo che dovesse fallire la promozione è chiaro che probabilmente non avrebbe questo tipo di destino. Per quanto riguarda il campo non dobbiamo sottovalutare il fatto che questa Serie B sta dimostrando domenica dopo domenica che padroni non ne ha, nel senso che ci sono squadre che se prese sotto gamba possono veramente
dar fastidio a tutte, anche alle prime della classe. Ieri non ci dimentichiamo che il Palermo ha vinto 4-1, ma l'ha chiusa nel finale, fino all'espulsione, fino alle alla prima delle 2 espulsioni. Sì. La partita era ancora in bilico e anzi il Carpi sembrava doverla o poterla pareggiare da un momento all'altro, quindi secondo me questo è un campionato che si deciderà veramente sul filo di lana. Palermo e Brescia secondo me hanno qualcosa in più delle altre e hanno dimostrato di avere qualcosa in più delle altre. Il Brescia ha probabilmente il miglior attacco e il Palermo ha probabilmente la miglior difesa, quindi questo rende le 2 squadre, per 2 motivi diversi, le più idonee ad andare in Serie A. Che poi Brescia e Palermo, dal mio punto di vista, comunque vada, in questo momento non siano pronte eventualmente per la Serie A, questo è una cosa che eventualmente si vedrà in futuro. Giuseppe, ho letto una dichiarazione di Foschi proprio oggi: chi prende il Palermo farà sicuramente un affare, non venderemo a chiunque, ma chi lo prenderà farà un affare. Sei d'accordo con questa affermazione di Foschi? Nì, nel senso che questa è una piazza un po' particolare, una piazza un po' umorale. Perché non conosce Agrigento. Sì, tipo prima, vabbè, purtroppo al sud siamo così, il nostro bello e il nostro brutto, nel senso che siamo estremi in tutto, nel bene e nel male. No? Mi sentivo poco fa parlare quando sono stato collegato la prima volta e giustamente voi facevate riferimento al fatto che il pubblico ha abbandonato il Palermo anche quando le cose sono cominciate ad andare male in Serie A, perché in un certo senso era stato abituato male. Ecco, in realtà sì, chi prende il Palermo fa un affare, perché questa è una piazza con grandi potenzialità, però noi siamo stati capaci, tra virgolette, di disprezzare uno come Zamparini, che per carità con tutti i suoi difetti, e ne ha, comunque è un presidente che ha scritto, e questi sono numeri per cui vanno al di là di qualunque opinione, buona o cattiva che sia, numeri alla mano, ha scritto la storia del calcio a Palermo dopo Renzo Barbera, cioè dopo Renzo Barbera non c'era stato nessuno come Zamparini. Quindi perché? Perché ha sfruttato ovviamente l'entusiasmo di una piazza che aveva tanta voglia di tornare nel calcio che contava. Prima vi sentivo dire l'Acragas ci sarebbe piaciuto vederlo in Serie B, in palcoscenici, che la città di Agrigento merita. Ecco, la vera potenzialità delle nostre piazze è questa: un pubblico appassionato che ha voglia di stare nel posto che gli compete. Da questo punto di vista, certo, chi prende il Palermo da questo punto di vista fa un affare, ma la vera domanda è, nel calcio di oggi, prendere una squadra di Serie A significa affrontare degli investimenti non banali che poi possono non portare dei ritorni, quindi lì in quel caso ci vuole un pubblico comprensivo, nel senso cioè io mi metto per esempio nei panni del pubblico del Napoli. Il Napoli non vince niente, arriva sempre secondo e non è che il Napoli sia l'ultima squadra di Serie A. Il problema è investire per non vedere poi i risultati. Cioè in Italia il miracolo Leicester non si può e non sembra potersi verificare, perché il livellamento è indiscutibilmente verso il basso, sia in Serie A che in Serie B, per cui anche chi investe e deve mettere tanti soldi in una piazza come Palermo, che ovviamente ha delle pretese e che quindi vuole i nomi, non soltanto una campagna acquisti che puoi fare in una piazza più piccola, ecco, secondo me deve pensarci un po'. Giuseppe, qua abbiamo il presidente della Juventus Club Valle dei Templi, ovviamente tifoso bianconero accesissimo. Sei d'accordo, Salvatore, sull'affermazione di Giuseppe? Nessuna Leicester si potrà mai ripetere in Italia? Beh, il dislivello c'era anche lì in Premier, perché comunque sia Manchester United, se andiamo a guardare i fatturati, sono impressionanti, no? Sebbene comunque anche le squadre piccole ottengono dei proventi, dei diritti TV importanti e quindi possono fare mercato. Indubbiamente non so per quale motivo si sostenga questo in Italia, ma non credo, cioè il dislivello è parecchio perché noi ci siamo... Se posso permettermi, sì. ti do una chiave di lettura, che è quella che io ho scritto in qualche post tempo fa. Allora, in Italia la Juventus è l'unica società che ha capito una cosa, che nel calcio moderno per mettere le basi per una società vincente bisogna avere lo stadio di proprietà. È una cosa che in Europa fanno ormai anche le squadre di medio cabotaggio. Se tu vai in Inghilterra, anche le squadre piccole, il Southampton, il Leicester, l'Everton, queste squadre hanno uno stadio
stadio piccolo ma funzionale di proprietà, e questo gli permette di avere degli introiti in termini di merchandising, in termini di ritorni televisivi, in termini di diritti, in termini di tante cose, anche di coinvolgimento del brand con i tifosi, e diventa veramente la casa dei tifosi, è la tua casa, che in Italia non c'è. Cioè la Juventus è stata la prima e l'unica che ha capito che ci vuole un grande stadio importante di proprietà e che genera poi dei ritorni e degli introiti anche a livello di immagine che in Europa pagano, perché Cristiano Ronaldo non è venuto alla Juve tanto per. Cristiano Ronaldo è venuto alla Juve perché la Juve gli dava delle garanzie di un certo tipo anche dal punto di vista della visibilità, perché Cristiano Ronaldo è un brand, lui è il marchio di se stesso. Esatto. E questo purtroppo in Europa l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma non lo hanno ancora capito, e finché non lo capiranno le squadre italiane stenteranno non solo a vincere in Europa ma anche a vincere in Italia. Io ovviamente scongiuri permessi per il presidente della Juventus Club, ma secondo me la Juventus per la Juventus può vincere altri 10 scudetti, cioè, secondo per come la vedo io. Sì, sono d'accordo su questo, non tanto sullo stato di proprietà, perché sì, è diciamo una cosa che è completa, però anche l'Udinese ha lo stato di proprietà, nonostante tutto sta diciamo cercando di ottenere una salvezza, rifondando poi quelle che sono, almeno dalle notizie che ho, le strutture anche giovanili, societarie, giovanili e non solo. Ecco, da questo punto di vista, a mio avviso, è la programmazione che è stata importante da parte della Juventus, una programmazione che è avvenuta dopo i nefasti degli anni 2000 che sappiamo tutti, e da lì poi siamo ripartiti con la voglia di andare a riprendere. La Juventus ha vissuto la Serie B, lascia perdere come è arrivata, non come una tragedia, ma come un rilancio. La Juventus andava in giro per l'Italia in Serie B ed era una festa. E poi l'altra differenza, l'immagine. Sì, no, l'altra differenza secondo me che c'è rispetto all'Inghilterra, ma anche se comunque in Italia si potrebbe ripetere, però non si ripeterà il Leicester per il semplice motivo che noi siamo veramente pronti per la Lega Europea, cioè la Juventus ha lavorato questi anni in funzione non del campionato italiano, ma in funzione della Lega Europea, e Ronaldo ne è la dimostrazione. Noi stiamo aspettando con ansia di fare il campionato europeo, che non è la Champions League, ma quello settimanalmente di incontrare una squadra diversa in classifica, e allora lì davvero possiamo dire la nostra, perché la costanza da questo punto di vista non c'è mai mancata, e quindi stiamo aspettando la Lega Europea. In Italia giocheremo probabilmente con la seconda squadra e riusciremo ancora ad essere competitivi. Che se l'UEFA prendesse questa decisione creerebbe due problemi. Il primo, il brand Champions League inevitabilmente morirebbe, la Europa League proprio penso che sparirebbe del tutto, e poi io non credo che le leghe nazionali accetterebbero di trasformare i loro campionati in una sorta di girone di qualificazione alla Lega Europea. Cioè non credo che la Bundesliga, la Premier League, la Liga Spagnola, la Serie A, che sono dei marchi, perché sono dei marchi, non credo che accetterebbero questa posizione di rincalzo. Giuseppe, posso farti una domanda? Certo. Alessandro De Caro sono. Ciao. L'ex allenatore dell'Agragas, oggi allenatore della Libertas. Ne capisco poco di calcio, però forse sicuramente più di me. Probabilmente ho qualche anno in più di te, probabilmente. Forse voi dimenticate 1984, lo scudetto lo vinse il Verona di Bagnoli. Certo. E allora il miracolo inglese del Ranieri, dico, loro abbiamo avuto nell'84 in Italia, quando la Juve, l'Inter, il Milan, le grandi squadre blasonate non sono arrivate prime, quindi dico, si può ripetere come. Perché grandi giocatori c'erano. Io vi dico una cosa sola, oggi il Sassuolo, che è una piccolissima società in una piccolissima città, può tranquillamente vincere anche uno scudetto, ne sono più che convinto, perché ha un presidente capace economicamente, e oggi ha l'allenatore più forte e più preparato in Italia. Questo allenatore del Sassuolo, messo nella Juve, nell'Inter, con i capitali a disposizione, potrebbe vincere qualsiasi cosa, perché ha capacità allucinanti. Io posso essere d'accordo con te, lo sono sicuro, ma mi pare difficile vincere uno scudetto con Berardi e Babacar. La domanda che ti volevo fare è questa: perché a Palermo, che è la sesta città d'Italia anche per utenze e quindi per pubblico e per capacità sportive, non può arrivare nell'elite che conta a livello europeo? Io non parlo a livello nazionale, a livello europeo. Perché il Palermo no?
perché la storia ci dice che quando ci abbiamo provato il Palermo si è qualificato per la prima volta nella Coppa UEFA nella sua storia nel 2005 e nella prima partita, nell'esordio europeo, con l'Anorthosis Famagosta, vendettero 10.000 biglietti. Cioè c'era un terzo, invece di avere il tutto esaurito, la gente che probabilmente si aspettava il Barcellona, non lo so, per tutta la manifestazione lo stadio fu semivuoto. Ora lascia stare i problemi economici, sociali, ma lo vedi, è la città stessa che non capisce la portata, il traguardo a cui tu giustamente ti riferisci. Va bene Giuseppe, io ti ringrazio per il tuo interessantissimo intervento a tutto campo. Volevo chiudere per Giuseppe con una domanda forse un po' nostalgica. Quale delle tue telecronache ti è rimasta più impressa? Impossibile sbagliare. 29 maggio 2004, Palermo Triestina 3-1, il ritorno in Serie A. Il ritorno in Serie A, bellissimo, la ricordo. Come no? Va bene Giuseppe, tra l'altro su YouTube ci sono molte tue telecronache davvero entusiasmanti che hanno raccontato, che raccontano le partite. Da tifoso palermitano, guarda che quest'anno rientriamo di nuovo in Serie A, stai tranquillo. Alla grande, alla grande. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao a tutti, buona serata, grazie. Allora subito Serie C, abbiamo un'intervista a mister Novellino perché ieri il Catania ha battuto la Juve Stabia, la capolista, per 1-0 grazie a un rigore di Lodi. Un minuto, poi torniamo in studio. Ma io, come ho detto anche prima ai tuoi colleghi, questa è una squadra che aveva bisogno soltanto un po' più di autostima, è una squadra che onestamente aveva bisogno, perché non si vince soltanto perché si è grande, si vince tutti insieme. Loro l'hanno risposto bene. Anche oggi avevamo una squadra contro molto forte. Nella difesa 3 volevo che i tre impostavano molto di più il gioco, abbiamo fatto un po' fatica perché sono stati bravi quelli della Juve Stabia a bloccare Lodi. In questo caso poi ho visto, sono passato una difesa a 4 e poi è nato un po' tutto più facile. Ecco, una vittoria del genere che cosa può dare a questo punto al Catania in termini di classifica e in termini di obiettivi? Si può parlare adesso anche di primo posto possibile visto che Trapani ha perso? No, vabbè. Piccoli passi. Guardiamo, non corriamo, però pensiamo in positivo, però non corriamo perché la Juve Stabia non è scarsa, è una squadra forte e oggi ci voleva un Catania molto forte e devo dire che caratterialmente io li sentivo in campo, ci sono, la Juve Stabia c'è e ci siamo anche noi. Allora, Walter Novellino, neoallenatore del Catania, dopo un inizio così un po' incerto adesso sta trovando la quadra della squadra, è arrivata questa brillante vittoria grazie ad un calcio di rigore di Lodi. Dovremmo avere un'immagine appunto del gol con relativa esultanza dei 16.000 del Cibali ieri proprio contro la Juve Stabia. Guardiamo le punizioni di Lodi in Serie A, ragazzi. Spettatori per una partita di Serie C. Io ricordo un Catania Acragas il primo anno 12.000 spettatori, io ero nel mondo dei sogni, guarda, al Cibali, perché è una cosa fantastica. Dovremmo avere in collegamento Antonio Torrisi, se non sbaglio, se la regia mi fa un cenno proprio per commentare questa vittoria sulla Juve Stabia di Bruno Vicente, ex Acragas, indimenticato centrocampista brasiliano e moglie di Jacqueline do Nascimento, giocatrice appunto della la moglie gioca appunto nella Sepp Aregona. Abbiamo Antonio Torrisi? Pronto? Sì, Antonio, mi senti? Sì, pronto. Eccoci qua. Allora abbiamo visto il calcio di rigore di Lodi dal punto di vista di un tifoso che ha ripreso col cellulare, un rigore perfetto, ma quello che ci ha colpito sono i 16.000 spettatori che hanno riempito lo stadio di Catania e Cibali, perché è uno spettacolo che la Serie C secondo me vede pochissime volte negli anni.
Sì, è vero, intanto salve a tutti, grazie mille ancora una volta per l'invito. Sì, è uno spettacolo pazzesco, veramente incredibile, da pelle d'oca. Ero tra quei 16.000 ieri, un colpo d'occhio fantastico, e chiaramente la piazza di Catania non è nuova a spettacoli del genere. Anche lo scorso anno dopo anno, comunque stagione dopo stagione, ha sempre offerto cornici di pubblico del genere, però arrivava dopo una settimana particolare, dopo 2 settimane anche quelle particolari, perché c'è stato un dialogo tra il patron di Finaria, Nino Pulvirenti, e la tifoseria, un riavvicinamento importante in casa rostazzurra, e c'era stata prima la protesta delle curve, insomma arrivava la partita di ieri, o comunque l'appuntamento di ieri, dopo un periodo molto particolare. C'era bisogno anche di questa presenza, una presenza massiccia dei tifosi, per far sentire quel calore, quella compattezza, quel remiamo tutti verso la stessa direzione che poi c'è stato come messaggio dall'arrivo di Walter Novellino. E infatti poi in campo si è sentita la presenza dei tifosi, perché la squadra rossaazzurra è stata praticamente trascinata alla vittoria. È stata una partita proprio di cuore, una partita di passione, una partita di voglia, ed è quella voglia che poi trasmette un pubblico così. Le parti alte della classifica, quanto secondo te ha pesato la sconfitta per certi versi sorprendente del Trapani a Francavilla 4-1? Ha pesato tanto, però un Trapani che è forse la squadra più lineare di questo campionato per il suo rendimento, perché è sempre stata vicina comunque a prendere la Juve Stabia, a volte lontana, però sempre costante nel suo progetto, senza fare grandissimi proclami, con molta calma. Secondo me proprio la sconfitta contro la Juve Stabia, cioè della Juve Stabia, cambia qualcosa. Non so se cambi qualcosa in termini di campionato generale per il Catania, quasi sicuramente no, perché ormai è troppo tardi, anche se qui in città è una sorta di vediamo, sì, diciamo, ma non troppo, se non succede ma se succede, puntini. Però per il campionato è un colpo importante, perché la Juve Stabia perde per la prima volta, il Trapani è vero che ha perso, però è una squadra che ha ancora tanto da dire, c'è lo scontro diretto contro la Juve Stabia, e quindi paradossalmente la vittoria del Catania contro la Juve Stabia potrebbe aver favorito il Trapani, ma potrebbe anche avergli messo un po' di pressione, visto che comunque si giocava in contemporanea. Il risultato del Massimino quasi certamente, adesso siamo nell'era dei social, arriva ed è arrivato anche ai giocatori del Trapani a partita in corso nello spogliatoio, comunque a fine primo tempo. Quindi cambia tanto, cambia per adesso quella che è la situazione in chiave alta classifica, però bisogna stare tutti calmi, perché poi la Juve Stabia anche ieri ha dimostrato di essere una squadra veramente molto forte. E vediamolo insieme a te, classifica e risultati, Antonio, della Serie C, con qualche risultato sorprendente appunto come quello di Catania. Il Siracusa ha pareggiato a Bisceglie, altre siciliane, la Sico Leonzo ha battuto il Monopoli 1-0, altri risultati a sorpresa, vabbè, potremmo dire Matera Potenza 0-3, che in realtà non si è giocata per l'esclusione appunto della squadra lucana. Forse il Casertana Viterbese 3-4 potrebbe essere un risultato che non ci aspettavamo. Sì, anche se poi bisogna dire che la Casertana sarà in autogestione nelle prossime settimane, quindi anche questa è una situazione paradossale di un campionato che diventa sempre più paradossale, con la Casertana che ai giocatori della Casertana verranno pagati gli stipendi, però poi sarà in autogestione. C'è stato un comunicato ufficiale da parte della società rossoblu negli scorsi giorni. Anche questa è una situazione da tenere sott'occhio, perché poi si sa cosa succede nelle ultime giornate. È vero che tutti vogliono giocarsi la partita singola, però la partita singola contro delle squadre che magari o sono già salve o sono già fuori, oppure hanno già archiviato il proprio obiettivo, diventa una partita comunque relativa. E molto spesso l'abbiamo visto, e l'anno scorso però non l'abbiamo visto con l'Akragas, che se l'è giocata contro tutti davvero fino all'ultimo, ad esempio. Rischia di passare il campionato. Vediamo per chiudere la classifica della Serie C: Juve Stabia 63 punti, Trapani 61, Catania che insegue a 57 punti, praticamente a 6 punti dal primo posto. Altre siciliane, la Sico Leonzo a 38, il Siracusa penultimo a 26. Speriamo che possa riprendersi la squadra aretusea. Comunque la lotta tra Juve Stabia, Trapani e Catania per il primo posto secondo me
arrivare appunto fino all'ultima giornata. Io Antonio ti ringrazio sempre per il tuo puntuale intervento, ti auguro buon lavoro e a risentirci alla prossima volta. Grazie. Grazie a voi sempre, grazie mille, buona serata. Grazie. Su questo Catania tu volevi dire qualcosa? Sì, la cosa strana è che alla fine faranno la finale Catania-Trapani. Tu pensi che la Juve abbia in crollo verticale? No, per quanto riguarda i playoff, perché se tu guardi tra la seconda e la quarta ci sono più di 12 punti di distacco. Quando è così non vengono giocate la prima fase. Trapani, guarda, il Trapani è a 61 e poi c'è il Potenza a 42, quindi già sei fuori. Il Catania dovrebbe giocare con Catanzaro e tu vedrai che alla fine, se il Trapani non arriva prima, ecco, faranno lo spareggio Trapani per i playoff. Ti ricordo che l'anno scorso il Cosenza da quinto arrivò in Serie B, poi vinse i playoff a sorpresa. Ancora comunque c'è la possibilità che le due siciliane possano ambire al primo posto, attenzione. Per me la squadra più forte in assoluto come organico e come è il Catania. Il Catania. Allora, adesso dobbiamo un po' stravolgere la scaletta perché Salvatore ci deve lasciare per impegni, appunto parlava di Franco Causio, domani all'Hotel dei Pini. Prima vediamo però una videopresentazione del Juventus Club Valle dei Templi di 30 secondi, poi rientriamo in studio. Il cuore a strisce. Allora Salvatore, domani Franco Causio, leggenda bianconera e della nazionale, che cornice si aspetta all'Hotel dei Pini per l'arrivo di questo campione? Sì, tengo a precisare che l'evento è stato organizzato insieme agli altri due club qua della zona, che sono Juventus Official Fan Club Favara e Juventus Official Fan Club Raffadali, dei presidenti Gigli e tutto lo mondo. E con loro stiamo appunto ultimando i preparativi per domani, c'è grande attesa, sono previste 157 persone all'evento, alla cena che faremo appunto con Franco Causio. Prima della cena ci sarà una piccola conferenza di presentazione, chiamiamola piccola, più che altro una presentazione mondiale, nel senso che comunque lui è un campione del mondo dell'82, quindi è giusto accoglierlo per come si deve. Vediamo subito il video su Franco Causio, un altro minuto, poi rientriamo in studio. Nella ripresa la Juventus ha doppiato Causio, con un lungo rinvio di Scirea a conteso. La Juve lo scopre a Lecce, città cara ai colori bianconeri per la quantità di giocatori regalati alla storia della vecchia signora. Causio arriva a Torino nel 1966. Non ha ancora 18 anni, ma le idee sono chiare. Il ragazzo sa di essere forte, non gli manca la sicurezza nei propri mezzi e lo fa capire a chiare lettere. Già al primo minuto Causio riprende con astuzia una punizione e con un gran tiro sorprende il pur volonteroso portiere vicentino Bardin. Nella ripresa Juve all'attacco e subito in vantaggio. Causio ruba la palla a Bungarelli e batte imparabilmente Adani con un violento diagonale rasoterra. Al 42esimo il raddoppio, corner di Haller, Bettega tenta il tiro che Tommasini ribatte, palla Furino che appoggia per Causio, secco destro e palla nell'angolo alto della rete cagliarina. Eccoci tornati in studio, una cosa che forse però Salvatore non sa, io curiosando un po' tra i dati statistici ho visto che nel 73 o nel 72, pardon, Franco Causio giocò davanti a 80.000 spettatori Ajax-Juventus. Di Coppa dei Campioni. Domani questa è una domanda che dovevo fargli. Pensavo invece che tu mi volessi dire che Causio ha giocato contro l'Akragas, perché giocando nella Regina ci fu un famoso Regina Akragas dove appunto Causio era presente con la Regina. E questo non lo sapevo. In che anno? Adesso l'anno non me lo ricordo, ricordo, 60, prima degli anni 70 sicuramente. Penso che sia stato il 68. Ma... Perché lui nel 66 aveva 18 anni forse. E poi che Causio è stato praticamente scoperto da Luciano Moggi, che anche lui ho incontrato un paio di mesi fa, se non mi ricordo male, e si è parlato perché Moggi ha giocato con l'Akragas 50 giorni, non so se tu lo sapevi. Sì.
Faceva le cose, le stereotrambiere, qualcosa del genere. Ha giocato con l'Akragas e Moggi ha scoperto Causio, tant'è che gli ha detto poi se sei pronto sei della Juve, insomma. E lui ha detto certo sono pronto, quindi... Fortissimo. Per chiudere, Salvatore, ti prego anche di rimanere, oppure lo vedrai poi nella registrazione. Ti volevo fare vedere immagini particolari del Wanda Metropolitano. Ieri c'è stata una partita incredibile, prego la regia di fare vedere 60.000 spettatori al Wanda Metropolitano di Madrid, ma non per la partita della Juve, bensì per la partita di calcio femminile tra Atletico Madrid e Barcellona. Guarda che tifo e guarda che squadre, che giocatrici eccezionali. Io non so se qua Alessandro De Caro potrebbe paragonare a giocatori di eccellenza o promozione o addirittura Serie D queste ragazze. Ma bisogna vederle dal vivo e studiarle durante la settimana. Il livello è alto. E specialmente vederle nello studio. Guarda che tiro fantastico. È chiaro che, ti piacerebbe. Sì, è chiaro che di donne hanno poco e niente, hanno molto di uomini, quindi guarda, il paragone, ecco, secondo te potrebbe essere per categorie comunque dilettantistiche? Ci sono io dico, come i tecnici donne, perché dico un tecnico donna non può allenare in Serie A? Hanno qualità e capacità. A mio avviso ci sono delle ragazze che possono fare tranquillamente la Serie C nel calcio nostro. C'è da dire che anche la Juventus femminile esordirà allo Stadium fra una settimana contro la Fiorentina, se non mi ricordo male, quindi è un'ottima squadra, anche noi ci siamo attrezzati come club e quindi avremo l'ingresso omaggio. Penso che sarà omaggio per tutti, però ci vuole chiaramente l'accredito. Ci auguriamo di riempire anche lo Stadium per la Juventus femminile. Benissimo, rientriamo in studio. Abbiamo saputo anche questa della Juventus Club femminile, che Serie A sicuramente sono come squadra del Sud. Invece c'è qualche squadra, forse il Napoli probabilmente. Non mi pare, però io poi abbiamo avuto calcio femminile fino a qualche anno fa, qua Alessandro forse ricorda qualcosa. Io nella mia squadra sono stato uno dei primi, forse pioniere, ad avere una squadra di calcio a 5 femminile. No, ti parlo proprio di calcio, se ti ricordi giocava Alessaneto e c'era poi... Da noi anche a Favara c'è una squadra di calcio femminile, voglio dire, da noi è sempre esistito questo. Ora invece le squadre di Serie A sono attrezzate per avere le squadre femminili. Allora, prima di introdurre la Serie D, io saluto e ringrazio Salvatore Capraro per il suo intervento, presidente del Juventus Club Valle dei Templi. Rinnovo l'invito a domani all'Hotel De Pini con Franco Causio, che sarà presente, l'ex giocatore della Juventus e della Nazionale, proprio in occasione appunto di questo evento. No, io volevo dire, verrò con la maglia dell'Inter a fare omaggio a Franco. Lui ha giocato con l'Inter dopo essere stato alla Juventus e se verrai rimarrai anche un po' deluso, perché i suoi ricordi a Milano non sono dei più belli. Un po' come quelli Tardelli, che non sono stati buoni all'Inter. Non sono dei più belli. E da lì potrai capire per quale motivo lui non ha questi bei ricordi. I giocatori della Juventus non hanno mai brillato con la maglia dell'Inter, dopo il passaggio della maglia. È già difficile brillare di per sé con la maglia dell'Inter, quindi diciamo che non è che poi è... Però voglio ricordare, io mi auguro da sportivo... Si scherza, No, da sportivo mi auguro che la Juve quest'anno fate gli scongiuri, vinca la Coppa dei Campioni, perché lo merita. Non ci credo assolutamente, guarda, io non sono quell'ammalato da interista. Non sono l'ammalato juventino, lo posso dire in maniera tranquilla, anche perché siamo l'unica squadra in Italia che ha fatto il triplete e che ad oggi è l'unica squadra, sì, nel sono senso trascorsi che 9 anni dalla Coppa, sono trascorsi 9 anni, però dal campionato. siamo l'Inter, quella che ha vinto l'ultima Coppa dei Campioni. C'è Fabio Rossello su Facebook che augura sempre le migliori vittorie alla Juve, tutti gli scongiuri. Io vi ringrazio con questo e grazie per avermi ospitato, vi aspetto domani con Franco Causio. Ma è aperto a tutti? È aperta a tutti la conferenza, chiaramente però bisognava registrarsi alle 19:15 perché i posti sono numerati, certo, e quindi già siamo parecchi, non c'è tanto posto. Se vengo con la maglia dell'Inter mi fate entrare? Perché no? Qual è il problema? Benissimo, grazie a Salvatore. Servizio Bari Castrovillari, San Cataldese Gela e Marsala a Ciriale, poi torniamo in studio. Il Bari supera non senza difficoltà l'ostacolo Castrovillari e fa altri 3 passi verso la Serie C.
Al San Nicola mister Cornacchini ritrova Capitan Brienza dopo la squalifica e torna al 4-2-3-1 con Pozzebon titolare al posto dell'acciaccato Simeri. I biancorossi partono col piede pigiato sull'acceleratore e dopo appena un minuto ci prova Floriano imbeccato da Brienza. Para Galluzzo. Al 31esimo cade il muro dei calabresi, Brienza crossa, respinge la difesa, sul pallone arriva Mlili che calcia al volo di destro e deposita il pallone in fondo al sacco. Vantaggio meritatissimo, il primo gol in stagione per il centrocampista dei biancorossi. Ma al 36esimo arriva la doccia fredda, Pandolfi controlla in aria e va giù sul tocco lievissimo di Amlili. Per l'arbitro Scarpa è calcio di rigore, tra le proteste e l'incredulità dei biancorossi. Dal dischetto va Puntoriere che con il sinistro trafigge Marfella e fissa il risultato sull'1-1. Il numero 9 è appena entrato, si procura al 59esimo un calcio di rigore per atterramento da parte di Galluzzo. Dal dischetto va proprio Simeri che con il destro calcia malissimo e spedisce il pallone direttamente sul fondo. All'80esimo il mister dei pugliesi manda in campo anche Liguori e si rivelerà una mossa vincente perché 5 minuti più tardi il folletto napoletano trova il primo gol in stagione deviando una conclusione di destro di Di Cesare e regalando ai Galletti un vantaggio tanto sofferto quanto meritato. Ma non è finita qui, perché all'ultimo respiro è Iada Resta, dopo un'occasione sprecata da Simeri, a trovare la rete del definitivo 3-1. Il gol dell'Ariete biancorosso, che oggi festeggia 33 anni, manda in archivio un match non semplice portato a casa dai biancorossi con la caparbietà di chi non vede l'ora di chiudere il discorso promozione. Inizia adesso San Cataldese Gela. C'è il lancio di Di Marco che vede Montalbano, grande controllo di Montalbano, ancora Montalbano in area, prova il tiro, rimessa per la San Cataldese, Lucarelli, c'è il tocco di Gambino, poi il tiro e la rete, il gol della San Cataldese che arriva esattamente al minuto 11 del primo tempo, ha segnato Peppe Gambino, la chiusura di Di Stefano che prova a lanciare Ficarrotta, 1 contro 1, ancora Ficarrotta, il tiro e la parata, il miracolo all'avversario, entra in area, Ficarrotta mette il pallone in mezzo per Mosca, Mosca ancora, controlla il pallone, all'indietro Di Stefano, il tiro e la parata! E arriva il pareggio con Diemè. Arriva il fischio dell'arbitro, la battuta di Mannone corta, il tiro e la rete. Gol del 2-1 segnato da Ragosta. Cerca e trova Di Domenico il tiro e c'è il 3-1. Alla Nino Lombardo Angotta si gioca la 27esima giornata, di fronte il Marsala e la Cireale, una gara davanti ad una bellissima cornice di pubblico. Alcuni di questi avessero con sé, mentre la Cireale attacca la possibilità del tiro, incredibile quello che sbaglia, permette la ripartenza degli ospiti, non c'è il fuorigioco, la possibilità per Manfredotti, ma rientra la difesa del Marsala. Aprile può scoccare il tiro, poi serve Talotta, pallone scodellato verso Manfred Cataldi che spara alto, il 38esimo della ripresa, pallone all'interno dell'area di rigore per Candiano e arriva il gol, Candiano porta in vantaggio il Marsala, è stato uno schema, il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore con Candiano che su pallonetto deposita il pallone in rete e dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, il Marsala vince il derby contro la Cireale. Eccoci tornati in studio, subito classifica risultati della Serie D per chiudere il torneo Serie D. Bari Castrovillari 3-1, Cittanovese Locri 2-2, Messina, Città di Messina 0-0, Roccella Portici 3-1, Marsala Cireale 1-0, San Cataldese Gela 1-3, Turris Gea Virtus 3-0, si giocherà il 27 Troina Nocerina. Vediamo subito la classifica.
Bari 65 punti, Turris 54, Marsala 43, Acireale 41, altre siciliane Messina 32, Trovina 36, Città di Messina 28, San Cataldese 27, alla disperata ricerca di punti salvezza. Chiude Legia Virtus, che penso ormai sia condannata. Che dice Alessandro? Sì, la strana è che ogni volta si guarda le classifiche, ci sono 2 o 3 squadre siciliane sotto, e questa, come però se guardi la classifica in alto, vediamo la classifica. La Cireale e il Marsala sono messi lì, il Gela pure, il Gela con Totò l'ha presa, sta lottando per i playoff. Totò Bruccoleri, allenatore del Gela, sì. Lotta per i playoff. Lotta per i playoff che poi non serviranno a nulla alla fin fine, nell'eventualità di ripescaggio. C'è un vortice particolare. L'abbiamo vissuto con l'Agragas già anni fa. Lotti, ci sei, li devi fare, il calcio è questo. Va bene, il Bari sta facendo poi un campionato a sé. Lasciamo la Serie D. Finalmente, Presidente Di Giacomo, torniamo a parlare di pallavolo. Abbiamo detto della vittoria della SEAP a Reggio Calabria, vittoria prestigiosa. Sabato prossimo turno con Castelvetrano, si aspetta il grande pubblico, anche perché si torna a giocare alle 18. Sì, ecco, mi auguro che sabato il pubblico faccia da cornice allo spettacolo che le ragazze metteranno in campo. Mancano le ultime 6 partite e sono sicuro che le partite casalinghe dobbiamo uscire col bottino pieno, e poi le altre 3 fuori casa sono delle partite impegnative con le squadre catanesi, Pedara, Condor, Catania e Giarre. Ci sarà tanto da soffrire, ma noi saremo pronti a lottare settimana dopo settimana. A proposito delle ultime 6 partite, guardiamo se la regia me li passa. Queste sono immagini di repertorio. Le ultime 6 partite di campionato di SEAP Aragona e Amando Santa Volle e Santa Teresa di Riva, rispettivamente seconda e prima del torneo. Ecco, vedete Aragona che giocherà con Castelvetrano sabato prossimo, mentre Santa Teresa facile con l'ultima in classifica con Nola. Poi l'Aragona va a Pedara e Santa Teresa di Riva va a Giarre. Potrebbe esserci una svolta in questo. Ecco, là potrebbe succedere qualcosa di favorevole per noi, fermo restando che noi dobbiamo uscire indenni, certo, da Pedara. Però ecco, il Giarre voglio ricordare che la terza forza del campionato. Il Giarre oggi ha in panchina l'ex allenatore del Santa Teresa, quindi sarà una partita da tanti, ricca di contenuti agonistici. Faccio il Giarre delle importanti. Giovani. Ma più che giovani ha una squadra anche di esperte, perché vorrei ricordare l'Opposto Milici, che è stata una nostra ex giocatrice. Un mix di esperienza. L'Argentina Nielsen hanno una bella squadra, anche se qua noi li abbiamo imbrigliate e non hanno dato una buona prova ad Agrigento. Rivediamo le 6 partite mentre il Presidente... Ecco. Poi in casa con l'Ard Termini la quartultima, mentre Santa Teresa in casa con Castelvetrano. E questo sarà un turno tranquillo. Sifi Condor Catania, SEAP Aragona, difficile perché all'andata ci deve... Ecco, là in questa giornata noi rischiamo di più, perché andiamo a Catania e Santa Teresa va a Termini Imerese. Potrebbe anche, perché la squadra palermitana è una squadra esperta e li può imbrigliare, magari se ci lasciano un punticino sarebbe il massimo, però là è una giornata molto molto a rischio per noi con il Catania, che è una squadra di giovani, e vorrei ricordare la figura che hanno fatto al Pala Nicosia, dove vincevano 2-0, abbiamo poi ribaltato il risultato soffrendo, e fu la partita che poi magari si dimise dopo l'allenatore Eliseo. Sì, Eliseo. SEAP Aragona a Battipaglia per la penultima giornata, mentre Santa Teresa nella penultima noi dovremmo avere vita facile, ecco, mentre loro affrontano la squadra di Pizzo, che è una squadra che lotta per i playoff, per il terzo posto, e quindi anche là è una partita ad alto rischio per
per il Santa Teresa. Ultima giornata invece con Volley Giarre, se a Paragona, partita difficilissima, ma anche difficile per il Santa Teresa di Riva. Chissà che non sia decisiva quest'ultima giornata. Sì, come state vedendo ci sono delle partite ad incrocio che sono delle partite sia per noi che per loro difficilissime. Tutto dipende, ecco, da quello che riescono a fare le nostre ragazze, augurandoci che anche la Santa Teresa faccia un passo falso come del resto l'abbiamo fatto noi, perché poi tutto sommato noi abbiamo solo perso col Santa Teresa e col Piz, poi è stato un campionato spettacolare. Però posso fare una domanda io, Nino? Certo. Tu da esperto dirigente che ha portato la pallavolo e ad Agrigento ai massimi livelli, hai portato giocatori che hanno fatto la storia del volley internazionale. La differenza tra la nostra squadra e la squadra di Santa Teresa dov'è? Cioè, dov'è che loro sono più forti e noi siamo meno forti, e dove noi siamo forti e loro sono meno forti? Cioè, qual è il punto più debole nostro e quello del Santa Teresa? Ma guarda, la nostra squadra, ti devo dire che è nettamente più forte, lo abbiamo dimostrato ad Agrigento vincendo in maniera forte con Santa Teresa, mentre noi siamo andati là e abbiamo perso 3-1, dove il primo set eravamo avanti 21-17, ma eravamo senza due titolari e quindi ecco, questa la dice lunga. Poi come in tutti gli sport è uno sport di grosse motivazioni, ecco. Le nostre ragazze purtroppo hanno avuto diversi fattori che li hanno disturbate in questi mesi, con infortuni, con l'allenatore che ha lasciato la squadra e tante altre cose. Purtroppo non è stato un anno facile. Io mi auguro di arrivare a fine campionato e poi là fare un esame e un bilancio complessivo. Santa Teresa ad oggi ha dimostrato di avere un ottimo gruppo, cioè con tutte le vicissitudini che hanno avuto sono state sempre coese e forti. Noi purtroppo ci siamo un po' sfaldati in situazioni che subito viene facile andare a cercare l'alibi, una volta perché manca una giocatrice, una volta perché ne manca un'altra. In effetti non abbiamo mai fatto un campionato con le 6 giocatrici titolari, perché una volta la Bircher è rimasta fuori per 1 mese e mezzo, una volta la Donascimento, l'altra volta la Macedo che ha avuto problemi di tesseramento, quindi ci sono stati tanti e tanti. Martina Baruffi. Ora ultimamente che tempi di recupero per Martina? Ma io mi auguro che la Baruffi rientri prima della partita col Catania. Fermo restando che Sara Gabriele sta facendo un campionato bellissimo, ottimo. A tal proposito vorrei ringraziare da questi microfoni lo staff medico, in particolare lo studio Capraro, che stanno seguendo la riabilitazione della Baruffi. Ogni giorno la Baruffi, anche se non si allena con le sue compagne, ogni giorno presso lo studio Capraro sta facendo un ciclo di riabilitazione proprio perché vuole essere pronta a metà aprile per scendere in campo. Sponsor soddisfatti di questa stagione? Sì, perché anche al Palasport vedo molto entusiasmo. C'è grande partecipazione da parte degli sponsor. Noi stiamo organizzando delle iniziative sempre che fanno piacere agli sponsor, ma penso anche a tutto il movimento pallavolistico. Sabato prossimo abbiamo la visita ufficiale del vicepresidente della federazione, dottor Giuseppe Manfredi, mentre ad aprile verrà Franco Bertoli a trovare la nostra città. Ci sarà un incontro con la stampa e con tutti i simpatizzanti. Quindi, Bertoli, ex stella della pallavolo italiana. La cosiddetta mano di pietra, allora la stampa lo ha definito la mano di pietra, che era il giocatore in assoluto più forte come schiacciatore, che ha vinto tantissimo sia con la nazionale che anche... Campione del mondo, se non ricordo male, campione d'Europa. Va bene, allora abbiamo visto la Serie B2, vediamo classifica e risultati ovviamente del torneo di Serie B2 di palla a volo, con il
i risultati, ecco, poi con la classifica. Volle Region si paragona 1-3, Nola Sificondoro 0-3, Ard Palermo Mediolanum 0-3, Volleggiare Battipaglia 3-0, Castelvetrano Lincampus 0-3, Pedara Santa Teresa di Riva 1-3. Qua Santa Teresa ha perso un set forse un po' inaspettato, anche perché hanno avuto un infortunio. Pedara è forte, Pedara. Ho saputo che hanno avuto un infortunio. Hanno avuto anche un infortunio, ma Pedara è un'altra partita che temiamo, come del resto quella del Reggio Calabria. Reggio Calabria siamo andati là proprio un po' tesi, però eravamo convinti delle nostre forze, però sono squadre che vanno affrontate sempre con la determinazione che una squadra del rango merita. Forte, sì. Santa Teresa di Riva 51 punti, Aragona 48, Giarre 41, le Giovani del Catania 40, Reggio Calabria Pizzo Calabo 35, Reggio Calabria 34, Nemesi Stabia 27 e via via tutte le altre. Chiude il Nola a 5 punti. Ricordiamo sabato prossimo Palasport Nicosia, SEAP Aragona Castelvetrano, un'altra partita che imperdibile, ecco, per i tifosi e amanti della pallavolo, che si stanno riavvicinando dopo un periodo, ecco, di silenzio della pallavolo ad Agrigento. Presidente. Certo, perché i tifosi erano abituati a vedere, come diceva l'amico mio Alessandro, stelle del firmamento volleistico di alto livello, però piano piano hanno capito che questa squadra sta crescendo e sta dando delle ottime soddisfazioni. Io ritengo che di qua a fine campionato ci sarà sempre più gente che si accosterà alla nostra realtà, e poi vedo che anche sui social abbiamo numeri importanti, che c'è tantissima gente che ci segue. Dal punto di vista mediatico la SEAP Aragona è davvero molto seguita, sia in televisione che internet, ha una copertura abbastanza importante. L'ultima domanda che volevo chiederti è: qualcuno mi ha chiesto notizie di Lubo Ganev. Il grande Lubo, ci siamo sentiti ultimamente perché volevo portarlo qua ad Agrigento. Penso che, spero che prima che finisca il campionato, ecco, anche questa una sorpresa per il popolo pallavolistico agrigentino. Ricordiamo Lubo Ganev, bulgaro, una colonna della pallavolo mondiale, un giocatore eccezionale, 2,10 m di muscoli e potenza, che quando schiacciava la palla davvero tremava il palazzetto. Peccato che non ci abbiamo pensato prima che ci potevamo collegare anche telefonicamente. Lui ricorda l'italiano, parla ancora bene. Sì, perfetto, ma lui lavora molto con le aziende italiane, quindi è più in Italia che in Bulgaria. Poi, tra le altre cose, oggi lui è il vicepresidente della Federazione Bulgara di Pallavolo e un membro della Federazione Europea di Pallavolo, quindi nel mondo della pallavolo oggi Lubo si è fatto anche strada, come del resto si è fatto strada nel mondo imprenditoriale. Quando arriva ad Agrigento lo vogliamo qua ospite insieme a te, Presidente. Lubo Ganev e Nino Di Giacomo. Allora, passiamo subito al basket perché siamo davvero in ritardissimo. Abbiamo la sconfitta purtroppo della Fortitudo Agrigento a Treviglio. Vediamo subito l'intervista post partita a mister Petroni e a mister Ciani, poi torniamo in studio. Siamo molto orgogliosi di questa partita, un risultato per noi importante, arrivato attraverso, a mio parere, una prestazione di alto livello, di grandissima qualità nel primo tempo, in cui siamo stati bravi su diversi punti di forza di Agrigento e a muovere molto bene la palla in attacco, a costruire tanti buoni tiri con tutti i giocatori che toccavano la palla. Nel secondo tempo invece il grande enfasi da parte nostra deve essere messo sul carattere che la squadra ha mostrato, ricacciando indietro i tentativi di Agrigento di rimettersi in partita con grande determinazione e la capacità di giocare una partita anche dura, fisica, di energia, che è esattamente invece il tipo di partita che è il punto di forza di Agrigento, e il fatto che Agrigento sia una squadra che ha vinto tante partite in rimonta o facendo dei parziali importanti nell'ultimo quarto, come è successo nelle partite con Latina e Scafati, deve dare ancora di più enfasi alla prestazione e al risultato di oggi.
abbiamo commesso l'errore di lasciar giocare Tortona ai suoi ritmi e come predilige fare, quindi laddove concedi degli 1 contro 1, fai degli aiuti lenti e prevedibili, non prendi dei tiri da 3 punti piedi per terra da una squadra che ha Blizzard, Ribeiro, Visnoia, e non faccio tutto l'elenco in ordine di comparizione. È evidente che gli concedi di fare la sua pallacanestro, e a questa pallacanestro Tortona, indipendentemente dalla classifica, da altre valutazioni superficiali che si possono fare, se fa questa pallacanestro Tortona è una delle squadre in assoluto più forti di questo campionato. I secondi 2 quarti non gli abbiamo fatto fare questo tipo di pallacanestro, siamo ritornati noi, abbiamo ricominciato a difendere con aggressività, con meccaniche più presenti, più puntuali, anche con maggiore fisicità, e laddove all'intervallo i nostri avversari tiravano con oltre il 60% da dovunque, ecco, hanno finito la partita intorno al 46-47% da dovunque, quindi significa che nella seconda parte, adesso non ho il raffronto solo della seconda parte, lo guarderò, ma insomma è evidente, no, la differenza di rendimento offensivo. Noi tutto sommato in attacco non abbiamo fatto una partita speciale, e questo va scritto forse a qualche demerito nostro, ma a grandi meriti di Tortona, che ci ha tolto determinati punti di riferimento, determinate certezze del nostro gioco d'attacco, e laddove poi non siamo riusciti a essere precisi al tiro perimetrale che ci veniva concesso, è chiaro che poi non avevamo sbocchi al gioco. Eccoci tornati in studio, vediamo subito classifica e risultati del torneo di Serie A2 di basket. Leonis Roma, Virtus Cassino 86-78, Latina Bergamo 84-75, Tortona Rinnovabili 81-72, Rieti Roma 71-65, Casale Monferrato, prossimo avversario della Fortitudo, contro Legnano 88-81, Trapani Treviglio 91-83, Siena Biella 61-93, Scafati Capodorlando 93-95, per una classifica che vede Capodorlando in vetta insieme alla Virtus Roma a 34 punti, una cavalcata davvero trionfale quella del Capodorlando, se comunque rimarrà così fino alla fine del torneo. Poi Rieti 32, Bergamo e Latina 30, Agrigento 28, peccato perché con una vittoria con Tortona, che vedete è quart'ultimo in classifica, si sarebbe ancora ulteriormente rilanciate le velleità di primato della squadra del presidente Moncada. Poi Treviglio 28, Monferrato 26, Trapani 26 per l'altra siciliana, poi chiude Cassino a 4 punti. Praticamente classifica cortissima. A 6 punti dal primo posto, 3 partite perse, praticamente una squadra costruita con poco da Christian Maier e da Franco Ciani, c'è solo da elogiare questa società e questi dirigenti. Domenica prossima ad Agrigento arriva, o meglio al Palasport di Porto Empedocle arriva Casale Monferrato, che vedete è a 26 punti, a solo 2 lunghezze dalla Fortitudo, per cui invitiamo i tifosi ovviamente a seguire anche il basket subito dopo la pallavolo, però Presidente, sì, perché noi giochiamo di sabato. Cioè, debbono essere orgogliosi di avere questa squadra. Io domenica eravamo in ritiro là a Reggio Calabria e c'era la diretta su un canale in televisione, ho visto proprio la partita Rieti-Roma e la cosa che mi ha impressionato è vedere il palazzetto di Rieti stracolmo, che il palazzetto di Rieti è un palazzetto da 4.000 posti, che forse perché era il derby con l'altra squadra di Roma, quindi era molto sentito. Ecco, quindi bisogna aiutare le società, i giocatori, perché è stimolante vedere il palazzetto pieno quando si ha la possibilità di esserci. Oggi c'è la Serie A e va supportata e mantenuta. Certo, importantissima la Serie A, ma anche i tornei dilettantistici. Non dimentichiamo il torneo di promozione di calcio con l'Acragas, che dovrà affrontare adesso 4 partite importanti, comprese il recupero di mercoledì col Misilmeri. Acragas che ha battuto il Vis Borgonovo 1-4 sabato scorso. Alessandro, come vedi questa partita col Misilmeri dopo l'interruzione 2-0 per l'infortunio all'arbitro? Si ripartirà dallo 0-0? Che partita sarà? Io ho sempre detto in tempi non sospetti che Misilmeri è la squadra più organizzata del torneo.
l'ho detto proprio subito in un'altra trasmissione, ma a mio avviso, come ho detto anche dell'Agragas, per me l'Agragas è la squadra più forte, perché non è solo l'11 di base o i 18, l'allenatore che è molto preparato, Falzone è lo special one della promozione, è uno che ha vinto tantissimo, ha un buono staff, poi Agrigento è una piazza importante. Tempo addietro ho detto che entrando dentro lo stadio del Seneto, per chi non è abituato a vedere uno stadio del genere, ti tremano le gambe, quindi l'unica pecca è il pubblico che è scarso. Agrigento, come si diceva poco fa, per quanto riguarda il Palermo o il Catania, deve amare la squadra, anche se è in promozione. È chiaro che abituati a vedere la Lega Pro, a vedere la Serie C. Vabbè, anche in Serie C non è che c'era questo gran pubblico. Però ad Agrigento io ho visto un paio di partite di promozione quando hanno giocato in turni infrasettimanali di mercoledì con recuperi, dove c'erano 200 persone, voglio dire. Mi parlavi a microfoni spenti di quell'interruzione all'inizio del secondo tempo. Se l'interruzione fosse stata al minuto... Dopo il 75esimo l'arbitro nel referto, praticamente la partita si inizia dal 2-0, quindi è un regolamento stupido a mio avviso, perché che è applicato solo nei tornei dilettantistici. No, questo è praticato in tutti i campi di calcio. No, perché dalla Serie A, Serie B, Serie C secondo me si riparte quando la partita viene interrotta dal minuto in cui viene interrotta. Benissimo, e per quanto riguarda nelle professionisti, sì, io dico nei dilettantistici. Tu puoi, superando il 75esimo, l'arbitro può, per esempio, c'è un regolamento che dice che se c'è un'invasione o c'è qualcuno che ha violentato psicologicamente e fisicamente la terna, sì, l'arbitro può dal 75esimo in poi bloccare la partita, darla fine, alla fine fa un referto e la partita è vinta. Quindi l'Agragas è un peccato, perché 2-0, comunque a mio avviso mercoledì farà... Vediamo subito classifica, risultati in classifica del torneo di promozione. Mercoledì ricordiamo intanto che ci sarà il recupero Agragas e Misilmeri, Borgonovo Agragas 1-4, Ercara Gattopardo 3-0, Casteltermini Camarat 6-0, Misilmeri Monreale 2-0, Folgore San Ciro Marineo 0-1, Racalmuto Villabate 3-1, complimenti mister De Caro, Salemi Vallelunga 5-0, Balestrate Partinico 2-1, per una classifica che vede l'oratore San Ciro Giorgio di Marineo 65 punti, appaiato con il Misilmeri, che dovrà recuperare la gara con l'Agragas che è a 52 punti, dunque in piena zona playoff, ricordiamo proprio mercoledì alle 15. L'Agragas in questo caso farebbe, se il campionato dovesse finire adesso, col Salemi, sì. Salemi Agragas partita unica o andata e ritorno? Dovrebbe essere andata e ritorno. Andata e ritorno, sì. Mentre guardando la tua squadra, la Libertas, penultima in classifica, play out con Villabate. Adesso dico il Villabate. Anche andata e E ritorno. giochiamo a Villabate e loro hanno 2 risultati su 3, quindi hanno la vittoria e il pareggio. Però 17 punti è recuperabile, ne mancano 3 partite, 9 punti. È chiaro che noi dobbiamo fare il bottino pieno e loro devono perdere qualche partita, però guardando il calendario loro hanno delle partite molto molto difficili, anche noi. Già da sabato giochiamo contro il Borgonovo, che ci tiene a vincere, a batterci. Giocate a Racalmuto? No, giochiamo a Palermo. Palermo. Il Ficandieri lo gioca in un campo neutro. Sì. Sarà dura. Ce la giocheremo, vedremo. Forza Libertas Racalmuto. Vediamo, dovrebbe esserci anche le prossime 4 partite dell'Agragas, una grafica che riguarda appunto il recupero di mercoledì 20 marzo alle ore 15 con il Misilmeri. Successivamente l'Agragas domenica, il 24, giocherà in casa ancora con il Monreale, un big match questo dal punto di vista dei playoff, e poi vedo il 31 marzo contro la squadra di mister De Caro, il Racalmuto. Sì. Come la mettiamo, mister? Ma io mi auguro che l'Agragas, intanto... partita anche per voi decisiva, potrebbe essere anche decisiva. No, l'Agragas deve andare in eccellenza, deve vincere, deve salire, c'è poco da fare. Noi perdendo anche contro... sabato contro il Borgonovo e perdendo contro l'Agragas ce la giocheremo alla fine contro il Casteltermini in casa, perché poi potrebbe bastare anche un punto per poterci salvare, andare play out. È chiaro che io gioco sempre per vincere le partite, non gioco per perderle, come noi e come le altre squadre. Poi l'Agragas si chiuderà a Palma di Montechiaro con la Gattopardo il 7 aprile alle ore 15, poi inizio dei play-off. Andiamo subito al campionato d'eccellenza, perché siamo in chiusura, tra l'altro in ritardissimo, vedo dall'orologio. Il risultato in classifica del torneo di eccellenza dovrebbe esserci Cus Palermo Calcano 2-0. Vediamo solo le Agrigentine. Canicattì Marsala 3-1,
Sant'Agata Pro Favaro 1-0, Licata Parmonval 2-0, per una classifica che vede ovviamente il Licata in vetta, ormai è fuggito via, la squadra gialloblu a 73 punti, Canicattì a 65, che ormai penso ha perso le speranze di promozione diretta, il Pro Favaro ormai via dalle sabbie mobili dei play out a 34 punti, poi chiude il Ma già sono due retrocesse, già ci sono due retrocesse, il Partinicolo e Castelbuono. Non può fare il Partinicolo i play out, perché no, è retrocesso già. Già retrocesso, dico perché non può fare play out, giusto? No, assolutamente no. Guarda i punti quanti sono. Sono più di 10 punti con il Cus Palermo, sì. Ma Sala Caccamo il Canicattì per esempio, il Canicattì ha quasi 20 punti, ha 19 punti dalla Parmonval, salterà già passa il primo turno, lo passa. Va a fare solo la finale regionale praticamente di playoff e poi le nazionali. E auguriamo ovviamente al Canicattì le migliori fortune per l'imminente inizio dei playoff e complimenti ovviamente a Licata. Prima categoria, risultati e classifica del torneo di prima categoria. Vediamo Branciforte Nicosia 1-0, Raffarale Caltanissetta 6-1, Empedoclina Master Pro 0-0, Gemini Armerina 1-2, Nissa Ravanusa 1-3, Villarosa Atletico Aragona 2-1. La squadra della città del Presidente. Presidente, invece dell'Atletico Aragona, vediamo la classifica. Io vorrei spendere due parole per questi ragazzi perché senza campo mi sembra che giocano a Raffadali. Un bel campionato. Ho visto oggi proprio la classifica e stanno onorando veramente la maglia che indossano, sperando che il prossimo anno ritornano a giocare ad Aragona, perché già è stata aggiudicata la gara, quindi io penso che a giorni inizieranno i lavori, ci sarà uno stadio spettacolare con mando in erba sintetica, con nuovi spogliatoi, tutto dall'impianto elettrico, verrà un campo con terrefaro. Sarà un campo che assieme alla palestra che sarà ristrutturata pure in questi giorni, alla piscina che già da qualche anno funziona, ad Aragona di poterci vantare di avere un polo sportivo di grande interesse. Rivediamo la classifica subito della prima categoria e complimenti penso al Comune di Aragona, no? Che si è impegnato per questi impianti sportivi. L'Armerina a 50 punti, vola ormai verso il campionato di promozione, Piazza Armerina, segue l'Empedoclina a 45, Master Pro 44, Raffadale 40, Leonfortese 39, ormai queste quattro squadre si giocheranno praticamente i playoff, chi vince va direttamente in promozione. Sì, io mi auguro che l'Empedoclina possa raggiungere l'Armerina e arrivare in promozione, anche perché Portempello che merita una squadra a un certi livelli, anche a Portempello che faranno il campo nuovo, si stanno attrezzando, c'è una buona società, un ottimo direttore sportivo. Che tempi ci sono per il... Ma loro inizieranno ora il campo, inizieranno proprio adesso a fare il campo e credo che entro settembre-ottobre avranno lo stadio a posto e giocano lì. Fabio Speranza sta facendo un grande lavoro, mi auguro che l'Empedoclina possa ritornare in promozione e magari più in là arrivare anche in eccellenza, perché no. Vi voglio rilacciare poco fa il discorso della promozione, per quanto riguarda i playoff non c'è data di ritorno, ma c'è una gara unica, quindi la squadra che è arrivata prima in classifica ha 2 risultati su 3 come nel playout. Dunque è importante per l'Agras superare il Salemi. Già l'Agras è messa molto bene. Tu consideri che sino a settimana scorsa l'Agras rischiava di non fare manco i playoff, perché era a 12 punti dalla squadra con cui doveva fare i playoff, quindi l'Agras vincendo mercoledì e vince in casa con Monreale già è attestata nei playoff. Guarda, il Salemi ha 60, l'Agras ha 52 punti, giocherà, recuperare andrà a 55 e poi vincendo con Monreale se ne va a 58. Benissimo, subito calcio a 5. Classifica i risultati dell'Acragas Futsal che ha vinto a Catania 4-1. La classifica vede l'Acragas Futsal nel torneo nazionale di Serie B a 20 punti in una zona tranquilla, dovrebbe esserci una vittoria sabato prossimo contro l'Agriplus Mascalocia. Se vince l'Agras dovrebbe avere la certezza matematica della salvezza, dunque complimenti alla società biancazzurra del presidente Paradisi e di tutti gli sponsor appunto che sono coinvolti in questo progetto sportivo. Poi magari il prossimo anno si potrà progettare un torneo più ambizioso. La cosa strana è che questa è una mia creatura nel senso buono della parola. Se consideriamo il tecnico che era un mio ex calciatore, oggi
allena in Serie B, mi fa un grande piacere perché Castiglione lo merita tutto. Pallavolo femminile a 2 risultati e classifica perché sono gli ultimi risultati. Ciriale Licata 19-17, Messina Retusa 15-22, Marsala le ragazzine del Girgenti 40-23 e il Girgenti in classifica praticamente dovrebbe avere solo 2 punti perché finalmente le bambine, le ragazzine sono piccolissime, diciamo fatte esordire nel torneo di Serie 2 da 2 fantastici allenatori come Lillo Gelo e Umberto Gelo. Come vedete 2 punti, ma sono 2 punti che valgono tantissimo perché a giocare sono pure bambine di 11 anni, 12 anni, per cui è una cosa bellissima in un torneo nazionale vedere questo tipo di atteggiamento, ecco, della società. Pallamano maschile invece in Serie B, risultati di classifica, non ha giocato perché ha osservato il turno di riposo la squadra di Agrigento, la pallamano Girgenti, e in classifica è seconda con 18 punti, Siracusa a 24, a seguire dovrebbe esserci anche la classifica marcatori e poi abbiamo veramente finito perché abbiamo Cirasa con 80 marcature al 6° posto e Pace con 73 marcature, vedete, della pallamano Girgenti, della top 10 dei marcatori. C'è Aragona dell'Agri Blu Scicli con 148 gol in vetta. Io ringrazio il presidente della Pallavolo Aragona, Nino Di Giacomo, per essere intervenuto. Grazie a voi, buona serata. Grazie Presidente, grazie ad Alessandro Di Caro, sempre puntuale e preciso nei suoi interventi calcistici. Grazie a voi. Dalla Serie A fino ai tornei dilettantistici. Auguri per la Libertas da Calmuto, in bocca al lupo. Viva il lupo. Per tutto. A me non mi resta che augurare buona serata a tutti. Vi lascio con un video che diciamo celebra la vittoria della Juventus. Abbiamo avuto il presidente della Juventus Club Valle dei Templi che è dovuto andare via. Dunque in coda prima della sigla il trionfo della Juve con l'Atletico Madrid visto in una chiave particolare, poi la sigla. Arrivederci allora, lunedì prossimo. Me lo fai apposta allora, da interista me lo fai apposta. Morata che lotta in mezzo ai 2 uomini, colpisce di testa ma di fatto restituisce la sfera ai giocatori della Juve con Bernardeschi che prova ad andare via dalla corsia di sinistra, prova a mettere in centro il pallone pericoloso. Ha segnato la Juventus, ha segnato CR7, ancora lui, esattamente al minuto 27 nel corso del primo tempo, cambia il parziale all'Allianz Stadio di Torino. A sinistra riesce a pescare Spinazzola, la giravolta, il cross, secondo palo, Bernardeschi, la sirena, la rovesciata meravigliosa, a destra Cancello che punta agli avversari, traversone, Ronaldo, traversa, Ronaldo, attenzione, il gol, ha raddoppiato la Juventus, Ronaldo, il pallone ha superato la linea, ancora lui, ancora CR7, ancora l'attaccante della Juve ha colpito di testa, è arrivata troppo tardi la parata di Oblak, il pallone aveva già superato la linea, la Goal Line Technology ha detto che Cristiano Ronaldo ha marcato la seconda rete della Juve. Ecco, adesso ci siamo, adesso si comincia a giocare per il quarto di finale della Coppa dei Campioni, perché tutto pari tra Juventus e Atletico di Madrid. Braccato, ora Bernardeschi da Correa, lo supera in tromba l'ex giocatore della Fiorentina, entra in area di rigore, termina a terra, è rigore, è rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore per la Juve, è calcio di rigore per la Juve, è andato via alla sua maniera, ha superato gli avversari. C'è Cristiano Ronaldo sul pallone più importante della stagione bianconera. Trattenete tutti il respiro, gentili ascoltatori, trattenete tutti il respiro, perché è un momento che potrebbe essere decisivo per la stagione della Juve. Vado dei tifosi dell'Atletico di Madrid, parte la rincorsa di Cristiano Ronaldo, segnato la Juventus, CR7, il calcio di rigore, e il 3-0, e il gol più importante dell'anno della formazione bianconera, e il gol che tramortisce l'Atletico di Madrid. Succede che è finita! La Juventus è ai quarti di finale della Coppa dei Campioni, un'impresa memorabile degli uomini di Massimiliano Allegri che avevano perso all'andata per 2-0, ma
anche adesso, grazie al loro fuoriclasse assoluto, grazie a Cristiano Ronaldo, autore di una ripletta, ribaltano la situazione e continuano il loro cammino questa sera. L'Allianz Stadium ha detto che i bianconeri sono ancora in campo fino alla fine. 3-0 per la Juve sulla